Torniamo a noi e torniamo a dare il benvenuto ad Antonio Orione, imprenditore nel mercato dell'auto. Per gli amici Ben l'abbiamo trovato, detto, caro amico. Tony, e così noi ti chiameremo anche questa volta, perché non possiamo diventare amici solo per una volta, siamo amici sempre. Beh, l'amicizia ha un valore. Allora, non di tornando mercato, di valore. a avere Tony qui per un motivo molto importante, vorremmo sostanziare e andare a un pochino a fondare quello che è il concetto dell'acquisto del nuovo, perché qualche settimana fa o settimana scorsa, se non ricordo bene, è uscita questa notizia che in Sardegna non si vendono praticamente auto nuove, anche se poi tu al telefono, prima di metterci d'accordo per venire questa mattina, mi hai detto ma guarda che quel dato è anche peggio. Sì, cioè il mercato non solo dell'auto, ma purtroppo quello dell'auto è quello che più ne risente è la crisi, quindi la ricerca di una macchina nuova è l'ultima cosa a cui pensa un italiano medio, un sardo soprattutto. Ma questo perché? Perché mancano i soldi o perché è due motivi difficile... sostanzialmente. Uno economico, legato al fatto che okay, non c'è la capacità economica dell'acquisto e molti non sono in grado di affrontare ad esempio un finanziamento perché magari non hanno un posto di lavoro fisso e non possono essere finanziati, come si dice in gergo. Poi L'altra le banche motivazione chiudono anche ogni possibilità a molti, Sì, oggi ancora le banche sono pur ferme. avendo bisogno dell'auto, di acquistare magari una macchina un po' usata per avere un costo d'acquisto basso. Certo. La seconda motivazione è legata al fatto che culturalmente si pensa al costo dell'auto solo come costo d'acquisto e non come costo di utilizzo. Magari ci se ne rende conto durante la quotidianità, quando si va a pagare l'assicurazione o dal meccanico o al distributore, che è più facile che succeda. Ci si rende conto, se poi uno si mette lì a fare le somme, ma sono pochi che fanno le somme di quanto spendono, che un'auto mediamente, vecchia, nuova che sia, costa 3-4 mila euro all'anno di costi fissi, cioè fissi nel senso che se la usi... se all'anno? Se fai mediamente quei 25.000-30.000 chilometri. Facciamo per 20.000, 2.000-3.000 euro di carburante è una spesa normale in un anno, 700-800 euro dell'assicurazione è il minimo, 300-400 euro medi di costi di manutenzione, gomme, sono tagliandi. In un anno spendere 3.500-4.000 per un'auto media è abbastanza normale. In 10 anni, che è la vita media di un'auto più o meno in Sardegna, sono 40.000 euro a fronte di un acquisto che magari ne costa 10-11. Quindi il vero costo non è l'acquisto della macchina, il vero costo è l'utilizzo. Per cui se uno l'utilizza dovrebbe pensare un po' stupido di concepire l'auto in maniera diversa. Certo. Ecco, è qui che vogliamo entrare nel fare questo parallelo, anche se poi sappiamo, io credo che anche tu sappia, che è difficile scardinare questo tipo di mentalità. Ma è difficile per un frigo, figuriamoci. Ma forse andando avanti coi tempi diventerà, come per l'acquisto dei telefonini, una cosa più concepibile, più semplice. Certo. Se noi chiediamo il prezzo del telefono, molti non sanno quanto costa perché lo pagano con l'abbonamento. Fai il contratto e lo paghi in abbonamento e dici vabbè, il telefono è lì dentro, pago quella cifra. Perché e anche per il telefono il costo è l'abbonamento, non è il prezzo d'acquisto, le 500, 600, 700 poi euro. Ci sono i morbosi che vanno a comprarsi l'ultima uscita del telefonino di ultima generazione e lo pagano un'estremità incredibile. Sì, ma magari anacquato in un abbonamento 2 o 3 anni non se ne accorgono. Però fermati, io da poco stavo leggendo che è in ripresa la domanda dell'auto. In generale, facciamo in arrivare generale, ma non per le famiglie, in generale perché ci sono anche le aziende, gli autonoleggi, è un po' falsato il dato da una serie di elementi che anticamente non agivano sul mercato. Il mercato è diviso fra privati, cioè le famiglie, le persone senza partita IVA che acquistano, oggi rappresenta un po' meno del 63-64%, quindi 2 famiglie e una società barra noleggio barra non si sa, quindi comunque i privati comprano meno. Poi credo che entrino dentro anche nella vendita delle auto nuove quelle a chilometro zero. Sì, anche è un quello po' relativo, dato. però il fatto è che magari si tende, noi vediamo, c'è stata questa crisi, dura 6 anni, 7, quindi la gente tende a rimandare l'acquisto. Quello che non si rende conto è che rimandandolo non sta risparmiando tantissimo, ecco. Perché dopo i 3-4 anni una macchina costa di più, cioè comincia a costarti talmente tanto che il concetto appunto che stiamo per arrivare a sviscerare potrebbe diventare utile. Quale? Quello del comprarsi una macchina
con l'idea che dentro quella rata ci sia il costo dell'intera macchina, quindi manutenzioni e quant'altro, assicurazione e quant'altro, tranne ovviamente il carburante. Però come ci si arriva? Cioè, fondamentalmente è un problema tutto italiano questo, perché negli altri mercati, soprattutto quelli anglosassoni, dove questo sistema di acquisto, cioè una rata che comprenda il costo totale dell'auto e che si rinnovi ogni volta che si cambia la macchina, prevedendo di cambiarla ogni 2, 3, 4 anni, che poi è la famosa rata del telefonino, nei mercati anglosassoni esiste da 30-40 anni e se uno va in Inghilterra... Quindi, crisi o non crisi, ecco, loro continuano a viaggiare? No, viaggiano sul fatto che il cliente, quando va in una concessionaria, sul parabrezza dell'auto non c'è 12.000 euro, c'è 250 euro. Cosa vuol dire? Quello è il costo mensile per l'acquisto di quella macchina. Quando te ne disferai, cioè nel contratto è previsto dopo un certo periodo, non avrai indietro dei soldi dell'usato perché non li hai pagati, hai pagato una rata di utilizzo, restituisci la macchina vecchia, che chiaramente ha un valore ma fa parte del contratto, e riprendi a pagare sempre la stessa rata sostituendo direttamente la macchina. Questo consente, e hai una macchina nuova ogni 2 o 3 anni. Assaggiare una macchina recente, nuova, meno costi di manutenzione, zero costi, perché in genere costi. sono previsti più o meno queste scadenze sono quelle della garanzia in genere, a seconda dei marchi, già nel contratto, per cui uno non ha sorprese. Se vuole può inserire nel contratto, nel costo, anche la manutenzione ordinaria. Quella straordinaria non avverrà perché le gomme saranno ancora buone, la batteria non sarà ancora da cambiare, quindi si sostituisce seminuovo con nuovo, con un costo fisso predeterminato che uno sa già, per cui invece di tirare i conti alla fine dell'anno e scoprire che hai speso 2-3 mila euro di deprezzamento della macchina, 3-4 mila euro di benzina, assicurazione, bollo, eccetera eccetera, sai già che tu spendi 200 euro di carburante e 200 euro di macchina. Non so se la semplificazione sia chiara. Se c'è un discreto stipendio dipende, perché comunque se chi acquista deve avere uno stipendio. Beh, vabbè, certo che deve avere uno stipendio, non lo diciamo perché stipendio. Sembra che non aiuti a vendere, però un'auto non è un investimento, è un costo, perché è un mezzo di trasporto. Certo che è un costo. Per cui tu la stai comprando, come esci da me, dalla mia concessionaria, devi andare a spendere dall'assicuratore, devi andare a spendere dal benzinaio, quindi comunque il costo c'è. L'idea di comprarla e tenerla 10 anni, alla fine del decennio non hai nessun valore in mano, perché la macchina non vale più niente. Hai viaggiato per 5-6 anni con una macchina sempre più vecchia e magari anche pericolosa sul profilo della sicurezza, e comunque con consumi più alti di quelle nuove che sono appena uscite. E entriamo nell'altro segmento che poi ci accompagnerà anche fino a fine puntata. E poi magari un giorno te lo spiego coi conti, no, certo, è facile certo. capire che costa un po' di più rispetto a tenersi la macchina 10-12 anni, ma il costo maggiore è compensato da tutta una serie di risparmi in carburante, in manutenzione straordinaria, in eventuali sorprese, frizioni, cose che si rompono, centraline. Non hai rischi, soprattutto. Sì, che poi le macchine di nuova concezione sono tutte elettroniche, quindi si rompe una centralina, addio, arrivederci. Comunque questo discorso poi va a sfociare nella sicurezza, ed è forse il tema più importante. La sicurezza oggi, ci sono macchine che vengono progettate per aiutare, no, nella sicurezza anche il guidatore, e la sicurezza è fondamentale per l'incolumità di ognuno di noi. Statistiche recenti dicono che negli ultimi 10 anni c'è stato un dimezzamento dei morti per incidente stradale. Facciamo una cosa prima di andare avanti, facciamo vedere cosa succede. Ma volevo solo dirti quanti ne muoiono al giorno. Certo. In Italia ci sono mediamente 600 incidenti stradali al giorno con feriti e morti. Con feriti? Ci sono 1 migliaio di feriti e 10 morti al giorno. Cioè 10 morti al giorno. 3.500 morti all'anno per incidente stradale. Prima erano 5.000. Prima erano anche 7.000 10 anni fa. Bravissimo. Ricordo anche 7.000. Non è che ci sono meno morti perché siamo più prudenti, ci sono più macchine in circolazione, ci sono molte macchine vecchie, ciò nonostante la sicurezza che è stata sviluppata dalle case in maniera pressante nell'ultimo ventennio ha prodotto delle differenze. Hanno attutito le dinamiche degli incidenti. Questi morti potrebbero essere anche di meno se la gente culturalmente prevenisse l'incidente, magari mettendosi la cintura, magari cambiando le gomme, magari guidando con prudenza, insomma. Certo, e questo diciamo un piccolo giochino che facciamo adesso, cioè facendovi vedere
i famosi crash test, lo facciamo solo non per spaventare, perché alla fine non è questa la cultura del terrore, non è la nostra idea, ma per rendersi conto, perché molto spesso non ci si rende conto cosa vuol dire non avere addosso una cintura, e la maggior parte anche delle ultime cronache di questi giorni è legata a incidenti e a morti di giovani ragazzi che purtroppo sono saltati fuori dall'abitacolo perché ancora il concetto del non mettere la cintura esiste e non deve esistere, perché è un'azione facile e semplice che salva la vita. Vediamo. Quella in vendita, una delle peggiori. Se la confrontassimo con una di 5-6 anni fa sarebbe eccellente, perché chiaramente gli standard si sono elevati sempre di più. Di più, vero? Questo è un 3 stelle di crash test. Ma questo a che velocità arriva? Viene fatta a circa 60 km all'ora questo incidente, ed è la situazione peggiore, cioè quando si colpisce con metà macchina. Questo è l'urto laterale. Si può notare qua diciamo che non c'è un airbag laterale, quindi l'omino sbatte contro il montante, quindi i primi danni sono quelli. Questa è una macchina media, e con per un bambino intenderci. sul retro, sì, anche. certamente. I crash test vengono fatti con dei manichini che simulano L'atteggiamento, il modo di essere. simulano, diciamo, delle persone Delle vere. persone. Negli anni 50 si Sono usavano i all'interno della maiali, vita. adesso si usano questi. Sono molto precisi, sono standard internazionali. Negli anni Questa è una 50 macchina... si usavano i maiali? Sì, sì, negli anni 50 quei maiali. Non so Ah. se vivi o morti, comunque non lo ricordo. Ci sono su internet, è Sì, molto sì, divertente vedere Non gli sapevo. albori della scienza del Quello crash che- test. che abbiamo appena Questa è una visto. macchina media. Uno dei risultati peggiori di quelle in commercio, ma è 10 volte meglio di una macchina di 10 anni fa. Non so se Fabio ha l'occasione di vederne una magari con 5 stelle, che è il risultato Meglio. migliore, che prescinde dalla... Un'altra cosa che vorrei dire è che qui vedete che l'abitacolo rimane perfettamente integro alla Sì, stessa Non si velocità. rompe neanche il vetro. Si rompe il vetro, O si però rompe? No, non si l'abitacolo è rompe molto il più vetro. integro. No, no, Questa no. è la classica Il situazione parabrezza in cui non si è rompe. No, infatti qua la inclinato. macchina, la porta si apre regolarmente. Questa è una macchina di 2 o 3 anni fa, non è neanche l'ultimissimo modello, però già con 5 stelle di crash test. Se noi andassimo a vedere una macchina di 10-15 anni fa ci spaventeremo perché si vede Se cosa, Fabio sempre ha in cosa modo, succede. poi nel prossimo blocco magari recuperiamo una macchina di 10 anni fa, 10 anni così fa. vediamo il Sì, raffronto. per capire la differenza. È chiaro che quando la si acquista non si guardano queste cose qua, questi sono un No, po', non le guarda sono un nessuno. po' il fumo uccide sui pacchetti delle sigarette, Sì. tendiamo a non farlo vedere, ma oggi c'è poco da nascondere. Oggi c'è una anche macchina l'airbag laterale, di questo no? livello di sicurezza ti salva la vita rispetto a una macchina magari più vecchia, o magari progettata con minor qualità costruttiva, perché chiaramente queste sono cose che sono nel prezzo dell'auto ma che non si vedono. Magari uno guarda se hai cerchi in lega ma non se ha 6 airbag, ecco, ti faccio un esempio. Addirittura alcuni clienti, quando gli giustifichi il prezzo dicendo che ci sono più dispositivi di sicurezza, ti dicono la banalità, ma non si possono togliere perché perché la non c'è gente la non cultura. pensa alla sicurezza finché Cioè, non vogliono si schianta. barattare la sicurezza. No, perché non c'è la cultura della Sì, non c'è la sicurezza, cultura, e quindi uno sì. pensa a quanto è bella la macchina esteticamente, a quanto mi piacerebbe quel veicolo, a quanto però costa, e quindi preferirei togliere quegli Sì, accessori sì, e tenermi sì. comunque l'estetica della macchina. Qui Che è poi forse questo. adesso stiamo vedendo un test di una macchina non più in produzione. Lo facciamo vedere prima di andare in pubblicità. Si capisce esattamente Mamma la mia, come differenza. viene accorto- Non si più in accorto- produzione ma in circolazione. Tutti abbiamo una mamma, una nonna dentro una 600. Questo è quello che succede. La differenza con una macchina costruita 10 anni dopo. Mamma mia, cioè praticamente questa macchina viene accartocciata Ecco, qui chi è completamente. dentro muore, detto chiaramente, Sì, perché certo. queste cose bisogna Sì, dirle perché- in maniera sì, chiara. Sì, la verità. Se la vedessimo una degli anni 90 è ancora peggio, ecco, insomma, questa era la peggiore dei Io suoi c'ero tempi negli anni comunque. 90 la mia. Ecco. Diciamo che il gioco al massacro potrebbe continuare più andiamo indietro con gli anni. Sì, esattamente, chiaramente. È ovvio che sia così. Ora andiamo in pubblicità con queste immagini che mi hanno veramente lasciato Bisogna abbastanza. riflettere?
no, La sicurezza. inquietato perché non avrei mai neanche immaginato così tanto, no? L'accartocciamento perché sei comunque... qui vivo e non hai mai avuto No, un no, incidente. sì, hai se no- ragione. Lo sanno solo Eppure quelli che non possono mia più mamma raccontarlo. per tutta la vita ha sì. avuto, non oggi, ma quando ero piccolo io, 500 e 126. Ci siamo capiti, Ecco. sono peggio di questo. Esatto, appunto. Torniamo tra poco dopo la pubblicità con Elisabetta Sanna al telefono prima e poi continueremo con Antonio Orione a parlare di sicurezza sulle autovetture e anche quindi di scelte d'acquisto. Riprendiamo il viaggio nel discorso sicurezza perché siamo partiti un po' dal concetto della fruibilità dell'acquisto della macchina, cioè non più per forza devi comprare, tirare fuori grandi quantitativi di denaro e comprarla tutta in contanti, ammesso che tu appunto non li abbia. Se uno ce li ha poi le scelte vengono più semplici, credo, da fare, però anche se uno ce li ha, il concetto di comprare la macchina dando un piccolo acconto e poi fare una rata che ti permetta di comprendere anche i costi della macchina, perché fatti i conti alla fine, sto riassumendo un po' rapidamente quello che abbiamo detto nel primo blocco, fatti i conti alla fine dell'anno, ti rendi conto che quella spesa che hai sostenuto per una macchina per la manutenzione negli anni ovviamente va sempre a crescere, e invece tu con un concetto diverso dell'acquisto dell'automobile appunto potresti avere una macchina nuova ogni 3-4 anni e garantirti anche dal punto di vista della sicurezza un certo tipo di qualità, perché poi siamo arrivati qui, Sì, no? sì, siamo arrivati lì. Ora, prima di andare a vedere il crash test delle macchine anche degli anni 80, siamo partiti da quelle di ultima generazione fino ad arrivare a quelle degli anni 90 che vedendo una 600 come si è accartocciata ci ha inquietato. Tony forse non è rimasto inquietato perché le conosce perfettamente. So che spaventa. No, certo, tu che le vedi, tu che per lavoro entri spesso in questi crash test, magari hai avuto meno impressionabilità, invece noi li vediamo poco, siamo rimasti... Ancora oggi, fa anche a me. No, certo. Ancora oggi? Io infatti non ci salgo su una macchina così. Sulle macchine che non hanno dei requisiti di sicurezza adesso di un che lo certo so, tipo. no. Ah beh, certo. 20 anni fa le guidavo anch'io. Certo, no? Chiaro. Ne stiamo facendo una. Quindi terribile. Sì, adesso sotto in bassa frequenza ancora a casa non l'abbiamo vista. Questa è del 97, vediamo. Ecco, questo è quello che accadeva alle macchine delle generazioni passate, che poi sono state quelle Questa mie quando ero piccolo. era particolarmente scadente, tant'è che questa casa è fallita nel frattempo, è una Rover. A fine anni 90 le case automobilistiche avevano già sviluppato sistemi migliori di questa, e questo è un motivo per cui quest'auto, oltre ad essere bruttina, non era molto consigliabile da utilizzare. Vabbè, insomma, potremmo star qui a far vedere immagini di questo tipo tutto il giorno perché, ripetiamo, più si torna indietro con gli anni e più le macchine avevano meno sicurezza. Invece oggi, a proposito di sicurezza, ci sono dei sistemi elettronici che aiutano a come dire, fare da assistenti alla guida. Diciamo che le case stanno continuando a migliorare i prodotti che ci vendono, anche se noi magari non lo sappiamo, comunque tendiamo a non voler spendere per qualcosa che poi magari diventa utile. Oggi anche su alcune utilitarie è possibile avere sistemi che assistono alla frenata del guidatore, che magari non vede il pedone, lo vede la macchina e frena. Fa un po' fantascienza, però ci sono. Anticipa praticamente la frenata. Nel parlare di questo ieri in redazione, quando stavamo preparando appunto la puntata, la domanda del DJ Fabietto, che è anche un appassionato di motori, e secondo me nella carriera prossima potrebbe farti da venditore, perché è uno di quelli che sa vendersi bene le proprie informazioni e quindi anche probabilmente il prodotto che avrebbe sotto mano. Ma al di là di questo si domandava: ma non è che questo sistema di frenata assistita possa poi dare modo al guidatore di essere ancora più distratto, perché dice tanto c'è la frenata assistita? No. Diciamo che i dispositivi di sicurezza dell'auto, questi attivi, cioè che intervengono al posto del guidatore, sono stati fatti e collaudati per essere un ausilio alla sicurezza del guidatore. Ce ne sono tanti, ci sono sistemi che si accorgono che ti stai addormentando, ti fanno vibrare il sedile e ti svegli, ci sono sistemi che si accorgono che stai andando fuori strada e ti correggono lo sterzo, ci sono sistemi che ti avvisano, ti vibra il volante se stai andando oltre la linea di mezzeria. Sono di sistemi che costano un po', cioè aumentano il costo dell'auto, e solitamente sono di serie su vetture medio-grosse, però oggi sono acquistabili molto raramente anche su vetture più piccole, ma il problema è culturale. Quando un guidatore non usa la cintura
convinto che tanto in città non succede nulla, figurati se vuol comprare Certo, il un sistema di dispositivo frenata che assistita. frena per lui quando non vede il bambino che Perché attraversa la banalizza strada. la sicurezza praticamente. Certo, cioè, quindi ci sono ma non distraggono. Distraggono perché costano, ma Dovremmo non fare delle campagne sì. a partire dalle Dalle scuole, scuole, bravissimo. dove Dalle- all'interno un addetto ai lavori vada, oltre che ovviamente già quello che fanno polizia, carabinieri e quant'altro, insomma tutte quelle forze dell'ordine che abbiamo avuto anche qui in studio e ci hanno raccontato quanto sia importante la prevenzione attraverso i ragazzi, perché sono poi il futuro, però anche sotto questo profilo, perché non dico alle elementari ma alle superiori, quando uno sta per arrivare alla famosa patente. patente, Ma da quando può usare il motorino? Perché? e anche forse ai 14-15 anni, perché adesso nelle scuole medie. ma perdonami, domanda da genitore del futuro che si troverà di fronte a queste cose fra un 14-15 anni, ma le macchinette, quelle famose che adesso i ragazzini guidano e che sono praticamente senza patente, di quelle. no, sì, non è che sono senza patente, hanno il patentino, patentino hanno, sì. però non è Le che fai microcar, le esatto, microcar. non è che fai la patente come per la macchina. non l'ho vista. Però dico, ma quelle non sono di lamiere, a me sembrano così tanto del Allora, carta- anche nelle microcar c'è da fare carta dei da distinguo. zucchero. Le prime erano delle bare, punto. Io personalmente non commercializzo microcar perché è un mercato che preferisco non affrontare. Oggi sono molto migliorate anche quelle, però la sicurezza è quella delle macchine che abbiamo visto di 30 anni fa. Quindi non è che sia Hanno migliorato, però sono siccome c'è ancora una indietro. scatoletta dentro si va a salvi. ma il Anche ragionamento perché che soprattutto fanno i ragazzi le modificano certo, e vanno poi a velocità come con il superiori. motorino si toglievano le strozzature e, Col e motorino, facevi il in modo- motorino ha un'incidenza di rischio inferiore alle microcar. Ecco, questo volevo far come capire sarebbe un attimo solo. I genitori che si trovano di fronte a poi faremo vedere magari anche qualcosa legato alle microcar, se non ho capito male dalla regia, quello che scelgono i genitori non è il motorino ma è la microcar, costerà di più però hanno l'idea che sia più sicura. È un non è tabù così. No, da è sfatare, un luogo comune. un luogo cioè, comune. Partiamo dal presupposto, se noi vediamo un uovo pensiamo che sia più fragile di una scatola di cartone, l'uovo è meno fragile perché è costruito dalla natura in maniera Sì. che resista agli urti. Le macchine non è che siccome sono di ferro sono robuste, ma anche se non si rompesse, dentro la persona è il tuorlo dell'uovo. Certo, se noi sì, agitiamo il l'uovo trauma- non si rompe, ma quello che c'è dentro certo, sì. Il trauma concetto è quello. lo ricevi chi è dentro. E Vediamo poi- un attimo queste immagini così possiamo Esatto. anche far vedere. Allora, questa è una macchina normale a 45 all'ora perché è il limite massimo. Poi sappiamo che se lo facessero a 60 sarebbe peggio. Questa adesso è una di quelle medie. Le nuove sono leggermente meglio, ma si percepisce come il danno, la macchina vola a 45, le altre Esatto, erano a vola 64. a 45 le altre erano a km all'ora. 64. Tenete presente che qua è uno scontro fatto contro una barriera fissa. Se Se invece noi mettessimo una un macchina. SUV di una certa dimensione, un pullman, un camion contro queste auto, capite bene Mamma che mia, mamma forse mia. è meglio il motorino con cui riesce a evitarlo, cade in terra, si spacca una gamba, Boh. se ha il casco magari si tiene integra la testa, piuttosto che rischiare l'urto senza alcuna protezione, perché qui non ha neanche il casco, ragazzino, ovviamente, sarebbe da scemi. Qui gli airbag esistono in queste macchine? Esistono, ma sono estetici. Estetici. Quasi. Ah, sono quindi uguali non agli airbag hanno delle una auto di 20 anni fa. Cioè, Questo è hanno quello una che cosa accade relativa. in caso di Qui fa tamponamento. capire il livello dei sedili, non hanno nessun sistema di sicurezza, cioè sono costruite a mano, quasi tutte, con i sistemi delle auto di 30 anni fa. Perché sono fatte per andare a 40 all'ora? Però sappiamo che ci si va a 70, 80, addirittura Certo, anche a 100. certo, Ci sono certo. i filmati su YouTube perché i ragazzini poi si filmano Pensando di fanno essere la fighi, stupidaggine, di metterlo esatto. online. Queste macchine capotano molto facilmente, cioè non sono sicure, cioè bisogna dire io te la regalo, però non lo dice nessuno. No, beh, certo, ma non lo dice nessuno. Allora, abbiamo cercato di non spaventarvi, No, ma anzi. di darvi dei contributi che, a partire dal concetto che la Sardegna ha una
evidente crisi nel settore dell'auto per l'acquisto del nuovo. Ecco, partendo da quel concetto che qui si vendono pochissime auto nuove perché si pensa che in qualche modo se la macchina me la tengo di più sia più conveniente, ammortizzo i costi e quant'altro, in realtà i costi di quel tenersela di più non sono ammortizzati, anzi sono maggiori, e poi ne va a discapito la sicurezza. Certamente. Che è E fondamentale. questo forse sarebbe il punto che volevamo toccare, più importante di tutti quelli che abbiamo affrontato questa mattina, con grande dovizia di preparazione, ma d'altronde è 30 anni e più che fa questo mestiere. Conosce- 25, conosce tutte le ti facciamo più dinamiche, vecchio, e ti facciamo conosce più tutte vecchio anche di le quanto- dinamiche del di commercio quanto del sei. settore. Beh, Bravo, d'altronde, per forza. questo è il suo lavoro, e Ma è anche quindi un anticipatore lui. se non fai questo è difficile che poi Complimenti, rimani a galla per tutti questi anni. Comunque, al di là di questo, dicevo, con grandi competenze, ringrazio il mio amico Tony E anche un mio Orione, amico ma Ora il, sì. il dottor Antonio Orione nella forma più ufficiale. Grazie ancora. Antonio. Grazie, Alla Maria. prossima. È stato un piacere. Noi ci si rivede domani alle 8 puntuali. Grazie alla squadra, il nostro Cristian Manca e il Gigi Perra ancora lì con grande carica e tenuta, perché insomma l'influenza colpisce anche da quelle parti, ma qui c'è uno zoccolo duro che resiste. mancherebbe altro. E di Siamo DJ Fabietto. corazzati. Grazie al corazzato È qui, contraccambiato, presidente Mameli. caro